Sono 3 giorni di festa dove si sente proprio il senso di comunità, di identità dei rapallesi. Ci vuole altro che una mareggiata, per quanto forte e violenta sia stata quella di fine ottobre, per fermare le feste di luglio a Rapallo e il sentimento di fede e devozione della città verso la Madonna di Montallegro, di cui sono una manifestazione. Sono ripartiti da qui i rapallesi, dal grande lavoro di ripristino delle strutture materiali del lungomare, ma anche dal sostegno all'interno della comunità cittadina per arrivare all'appuntamento dei primi 3 giorni di luglio, pronti e più uniti che mai. Tra i sestieri corre un'emozione, corre un afflato e corre anche il desiderio di rivolgersi al santuario come punto di riferimento un po' in tutto l'arco dell'anno, ma specialmente in questi giorni, in questo periodo. E sicuramente riuscire a fare le feste di luglio vuol dire in qualche modo porre un punto fermo. Un invito, quello di andare alle origini della devozione della città di Rapallo a Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora di Montallegro, richiamato dall'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. In un contesto storico non facile per gli aspetti del lavoro, difficoltà accentuate sicuramente dalla mareggiata, le feste di luglio con il loro aspetto di manifestazione esteriore non possono prescindere dalle radici di fede nelle quali hanno origine e trovano significato. Persone che si stanno dando del loro tempo per organizzare le feste e anche per la comunità cristiana con dei momenti di riflessione, perché affinché la tradizione sia qualcosa di vivo e di attuale, per cui la fede interpelli la nostra coscienza, rinnovi le nostre speranze in questo tempo qui oggi, ecco. Quest'anno tocca al sestiere Seglio guidare i festeggiamenti con la sparata del panegirico che, nonostante le difficoltà, si svolgerà regolarmente sul lungomare il 2 luglio. Siamo riusciti, nonostante tutto, e con la collaborazione del comune, dell'amministrazione, a arrivare, anche se all'ultimo momento, perché ci sono ancora dei tratti accidentati sulla passeggiata, a poter realizzare un panegirico degno della città di Rapallo. Ci auguriamo che sia così.